Ospite di oggi a Pianura News TV, il sindaco di Maserà di Padova, Nicola De Paoli. Salve, io sono Nicola De Paoli e sono il sindaco di Maserà di Padova. Ormai sono a fine mandato e come tale posso raccontare un po' di quella che è stata la mia esperienza di sindaco di un bel paese. Ora, quando uno si interfaccia con un sindaco, la prima cosa che verrebbe a chiedersi è perché uno si pone a fare il sindaco. Io penso che non ci sono risposta vera, però penso che l'orgoglio, la passione e il fatto di voler bene in senso generale al proprio comune, al proprio territorio, sia e debba essere il migliore delle aspettative che la gente deve avere nei confronti di un sindaco. Io penso di essere orgoglioso di essere stato sindaco per 5 anni nel mio comune e vorrei sempre che tutti quanti parlassero bene di quello che è il mio territorio, di quella che è la mia comunità. E ho cercato in questi anni anche di fare in modo che questo lo fosse, perché ci sono delle cose che effettivamente mi rendono anche orgoglioso di quello che io oggi rappresento. Io rappresento un comune che ha una delle tassazioni locali più basse in assoluto. In questi 5 anni non sono riusciti in qualche maniera a non aumentare mai le tasse locali. E detto così sembrerebbe una cosa anche banale, ma nel momento in cui le famiglie sono oberrate da una tassazione che tutti quanti lo sanno ormai è ai livelli massimi, cercare di non aumentare o di tenere, noi siamo riusciti a non aumentare, ma di tenere il più basso possibile quello che è la tassazione locale, penso sia un bel risultato. Si parla tanto di IMU, l'IMU sicuramente ha creato delle grandi problematiche all'interno del nostro territorio. Ecco, Maserà è stato uno dei pochi paesi, forse 3 paesi solamente, 3 comuni in provincia di Padova che hanno avuto il coraggio di abbassare anche l'IMU. E questo è bello perché se poi mi confronto con i vari imprenditori che hanno lavorato nel nostro comune, posso anche dire che nessuno avanza soldi dal nostro comune, perché noi in 30, massimo 60 giorni siamo riusciti sempre a liquidare tutti quanti i nostri fornitori. E anche questo è una cosa importante perché, vedete, far politica, tra virgolette, è diverso che amministrare un paese. Amministrare un paese vuol dire stare vicino alla gente, cercare di capire quali sono i bisogni e cercare di dare risposte. Dare risposte, ecco, questo è forse il quesito principale che ci viene posto. Siamo noi capaci di dare sempre risposte ai cittadini? Questo devo dirlo con amarezza, non siamo capaci di darle sempre risposte. Perché? Perché intanto essere equilibrati è uno sforzo, è un tentativo, ma a qualcuno non riusciamo a dare tutte le risposte che noi vorremmo. A volte dico che fare il sindaco è come fare il buon padre di famiglia, ma il buon padre di famiglia deve dire dei sì e deve dire dei no, ma deve dire di no anche perché non ci sono più soldi. Nel senso che se è vero che noi siamo riusciti a non aumentare le tasse, se siamo riusciti a pagare i fornitori, è anche vero che le richieste che arrivano costantemente nel nostro comune, ma penso in tutti i comuni, sono effettivamente elevatissime. E la richiesta che più mi rammarica di non essere capace di dare come risposte è la domanda principale che abbiamo noi, ma non dico tanto il mio paese, quanto un po' tutto il nostro territorio, quella del posto di lavoro. Tutti i giorni io trovo persone che mi domandano di trovargli un posto di lavoro. Io dico che è giusto che vengano anche da me a domandarlo, perché dobbiamo in tutti i modi cercare di sforzarsi di non rassegnarci e di andare avanti, ma c'è una difficoltà reale e effettivamente anche noi risentiamo di quello che è il sistema Italia, di quello che sono le difficoltà che ci sono, difficoltà generali. Ecco, in questi giorni abbiamo assistito alla formazione di un nuovo governo. Oggi anche noi enti locali speriamo di avere le risposte che auspichiamo. In questo governo ci sono anche 2 sindaci, un rappresentante dell'ANCI e il sindaco di Padova. Io penso che si potrà
avere finalmente certe risposte, ma le risposte banali sono anche le risposte per fare il bilancio. Io oggi, come tutti quanti i sindaci della nostra nazione, non sono in grado di fare un bilancio di previsioni, e i bilanci che stiamo facendo, che stiamo mettendo in atto, sono bilanci che non riescono ad arrivare a fine anno. Ho provato anch'io nel mio piccolo di fare un bilancio per una serie di ragioni, perché dovevo cercare di recuperare delle risorse dalla regione, ma attualmente il nostro bilancio potrà se no coprire le spese fino a settembre. È per quello che è necessario che ci sia un governo e che cominci a dare risposte. L'altra cosa che è importante secondo me è che tutti i cittadini comunque si sentono partecipi nella cosa pubblica, nella misura in cui oltre a domandare dovrebbero anche loro cercare di fare qualcosa perché le cose migliorassero. Io posso dire con orgoglio che Masera di Padova è stato uno dei paesi che in una classifica fatta da Sole 24 Ore è stato classificato tra i migliori paesi del nostro territorio nazionale. Posso dirlo con orgoglio che Masera, all'interno di questa classifica in cui si parla del benessere e che si parla della qualità della vita, è stato posizionato all'82esimo posto tra gli 8.000 comuni d'Italia. Per me è un vanto, è un orgoglio, lo dico sul serio perché credo nel mio paese, ma vorrei anche che si possa fare ancora qualcosa di più. E cosa vorrei dire? Vorrei dire che se tutti quanti noi riuscissimo a essere e avere comportamenti di maggiore attenzione nei confronti di ciò che ci sta attorno, forse tutto quanto andrebbe meglio. Mi riferisco al fatto che a noi tutti i giorni ci chiedono di pulire le strade, di pulire i mozziconi di sigarette, di pulire le cacche dei cani che sono presenti nei marciapiedi. Effettivamente è compito nostro pulirle, ma è compito anche delle persone cercare di fare in modo che questo non avvenga. Io non posso continuare a mettere cestini se poi i cestini vengono utilizzati perché qualcuno, anche in minoranza, poche persone, usano i cestini per mettere la sportina del rifiuto invece di fare la raccolta differenziata. Queste cose qua urtano tremendamente, urtano profondamente quello che è il senso civico. Vedete, io per quanto possa mettere la videosorveglianza, e il mio comune ha tante telecamere, per quanti vigili io possa mettere a controllare il traffico locale, a controllare quelli che corrono forte, a controllare le persone che buttano le carte per terra, a controllare le persone che passeggiano con il proprio cane affinché il cane non sporchi per terra, non riuscirò mai ad avere quello che viene auspicato dalla gente se non ci fosse da parte di tutti quanti una corresponsabilità di quelle che sono la realtà quotidiana. E pensate che io penso che se tutti quanti facessero un pochino conto di queste parole, sicuramente il nostro comune, ma tutti i nostri comuni sarebbero sicuramente migliori. Vedete, è bello amministrare un paese ed è bello avere una cittadinanza che è attiva. Noi abbiamo delle bellissime associazioni, abbiamo della gente che ci permette di stare bene. Le istituzioni non sono da sole capaci di fare tutto ciò che è richiesto, lo dicevo anche prima. I privati possono fare la loro parte e una cosa molto importante la può fare ancora tutte quante le associazioni. Sono queste, secondo me, il sale, sono queste quelle che permettono al nostro comune di crescere, permettono al nostro comune di avere quel sentimento di solidarietà che è fondamentale per il nostro sviluppo. Io ho la fortuna di avere più di 100 associazioni nel mio comune e queste fondamentalmente sono quelle che mi permettono di dire che il mio comune è tra i primi paesi del nostro territorio. Perché vedete, se non ci fosse la protezione civile, se non ci fosse l'associazione che dona il sangue, l'associazione che dona gli organi, se non ci fossero la Croce Rossa, se non ci fossero tutte quelle associazioni che si prendono cura delle persone anziane, che si prendono cura anche dei nostri ragazzi, noi istituzioni non saremo mai in grado, e lo dico perché non servono a volte solamente i soldi sono importanti, io stesso sono angosciato dal fatto che mancano continuamente soldi, ma sono anche convinto che
accanto ai soldi occorre la buona volontà della gente, occorre la passione, occorre che tutti quanti, noi amministratori compresi, crediamo che possiamo fare qualcosa per gli altri. Ecco, io penso che un sindaco, un amministratore, un cittadino sarà partecipe e sarà elemento forte della sua comunità nel momento stesso in cui riuscirà a trasmettere un po' di passione nelle cose che sta facendo. Grazie.